i proprietari dall'epoca avevano deciso di vendere, no? Ma non c'era nessuno che comprasse tutto insieme, perché erano contadini, sta dentro e dopo avevano le bestie, con i fieni e tutto da ora, e si viveva così, insomma, no? E con le campagne e dopo con l'allevamento, no? Era l'economia di che non arrivando a venderlo ad un unico proprietario, allora l'ha venduto a 3 di loro, no? Che volte là. E di 3 a signor arrivasse a voto nuovo. A voi. Quindi chi sono sta proprio come chiave? Sì. Tal mio lì sono sta che entra in sul de bandi, che altre bande alle un altro portone. Infatti come che avesse, infatti non è visitabile. È visitabile il nome che tocca a chi, perché è diventata una casa vacanze che io andai creato. Sì, infatti che la gestisce. È stata una sua idea. Sì, che l'ha fatto l'investimento. Sì, andai le ore, sì, per dire che stanno sono venuti finora oltre 400 persone a dormire. Sì, insomma, è cominciato un po' alle volte, soprattutto coppie o famiglie, insomma, no? Di singoli si è pochi, no? Ecco, perché dalle non è elevato l'ambiente, quindi chi che aveva per lavoro non vuole spendi tanto, ecco, e quindi noi vedete bene, visto che voi non avete nessuno come ospite, us mostri no nome le torre, bene, benissimo, ecco. Gigica, ma l'uvio din tasso insieme, insomma, no? E quindi us accenni a queste ecclesiute che era chi, lì si vede in sotto che il pavimento ingetta un po' di piedi sanche, perché dopo è usato per un incendio, no? E su questo si legge anche le leggende del Castiel che dopo se conti e userai anche una coppia, insomma, che la via così usereste alca, no? E anche che Meridiane Cagliefur, che come magari le Chiardin, agli recente e agli leade alle ecclesiute dedicate a San Michele Arcangelo, no? In quanto tante informazioni, ma soprattutto le leggende, si legge ad un matrimonio che è capitato dal 1618, chi tra ecclesiute e anche il proprietario ha dato in spose Caterine, no? A un signor di Concordia Sagittaria, un certo Girolamo, no? Ecco, e quindi le leggende si imperniano su questo matrimonio, che è un documento in pratica presente dall'archivio parrocchiale, in pratica, no? Bene, allora e anche il motto alle leate che dopo stigerai, no? Quindi già a 6 viene su che cominciamo. Le torri di un Castiel, mica. No, ma pensi di lei, perché una volta doveva essere proprio in pilenche, no? Così riposare sul momento, no? Grazie. Questo fa entrare dall'ambiente. Guarda, se si sviluppa su per un stiale, no? Che è recente, che è stata costruita all'interno di queste torri che serviva come punto di osservazione, no? Durante il 1400. Quindi le scorrerie ai Puig, no? È stata costruita da repubbliche di Vignesi e anche da El per cent'anni è stata sotto le repubbliche di Vignesi. Però dal 1516 fino a quando è finite le prime guerre mondiali, Adael andava a far parte dall'impero d'Austria e poi d'Ungheria. Qui si sente in tanti nostalgicos di Francesco Giuseppe, che era l'ultimo imperatore dall'impero d'Austria. Però i veneziani per difendere i territori e le popolazioni hanno fatto un po' di torsi a Tor, anche a Ioannis per dire un altro, no?
come punto di osservazione. Una volta noi eravamo donne, lens, morars, eccetera, per 500 metri, quando vedevi che era pericolo, le popolazioni, che magari non tantissime int, avvenivano dentro chi in questa casaforte, no? Perché lì chiamata castello, no? Ma era più una casaforte, perché i muri sono così, no? Di 1,10 m, no? E parti findici, infatti vedete gli sbarconetti che sono, e si entrava dal primo piano, no? Non era che parte che si sente trasguardo, perché era facile di prima. Bene, e quindi il primo documento dal Castiella è dal 1589, quando le famiglie Rabatta di Guise, che era una famiglia nobile, no? Lo ha chiuso, ma ce l'hai chiuso. Andrà chiuso le torri e un 15 metri fino a che stanza là di fabbricati, chiamiamolo così, insomma, no? Ma dai 170 anni, quando ha tenuto, fino al 1660, no? Allora ampliato, cioè lo ha slunghiato di altri 20 metri via Est, con un'altra torrente più piccola, e dopo hanno fatto tutti le altre fabbricate via Nord per 60 metri, e dopo hanno fatto un altro tocco di 50 metri via Ovest, e andò concluduto via Sud, di che si è trasguardato, si è ben rivelato, con altri stiasuti e con le Gleseude, in 170 anni però, no? Tutti chi si lavora. Quindi era un quadrilatero e si entrava di quel quartone lì davanti, e dopo era l'entrata principale per Mieschi, che è un'altra famiglia, sai, insomma, no? E in questo periodo anche andò a sposare, come che gli dite, una figlia, no? Perché lì dopo si sono succedute le generazioni in 170 anni, no? Sicuramente non si è volta, ecco, di generazione sono capiti. Dopo ci sono succedute, tante cidute, di vendilo perché andranno ricevute un'offerta importantissime, no? Cioè una famiglia principesche di Ragusa, l'attuale Dubrovnik in croato, no, in sud della Croazia, della via, eccetera, gli ha fatto un'offerta, no? E lì andranno intercedute anche le famiglie di Strasol, che all'inizio lo hanno chiuso loro, dopo 2 anni si erano andate anche altri, a queste altre famiglie che si chiamava Debona, no? E loro avevano proprietari di isole, di altri palazzi laggiù, e avevano invece un palazzo più idoneo a Vienna, all'impero d'Austria, e che chi aveva ben, perché gli avevano solo le Bartie, avevano anche un palazzo a San Giorgio di Nogaro, di Debona, no? Che infatti è stato fatto un libro, l'ho passato dall'avvocato Caracciolo, che io ho presentato proprio in queste stanze qui, che chi si Debona, con le carosse, avevano un po' a San Giorgio di Nogaro e un po' a Vignevi, chi per Castiello, ma chi era le rossi. I Debona sono anche di Chiarlini. No, sono i sindaci di Chiarlini. Dopo sai se si sono sparpagliati un po', però in quell'epoca là loro venivano da Ragusa, come che dite, no? Solo che dal 1910, no? E allora dopo 50 anni che avevano chi si squadrisce anche, no? E anche a Padeporre, perché è arrivato Napoleone a Palme, no? Con il suo esercito, e quindi l'intenzione era quella di conquistare l'impero d'Austria. All'inizio aveva fatto un accordo, un trattato anche di Campoforno, eccetera, no? E quindi dite chi se Napoleone aveva comandato, avrebbe forse che vendere in Castielli che aveva via prima, no? E così andava fatto. Gli hanno ceduto ad un'altra famiglia nobile furlane, queste volte, gli Urbanis, che le loro origini erano di Sant'Enel, no? E allora subito a staccare, no? E hanno tenuto il Castiello per 100 anni. Sì, che lo stiamo rivelando qualche anno. 100 anni, fino all'inizio del secolo scorso, no? Fino al 1910, 1912. Sì, esatto, no? Dopodiché, qui fa dall'inizio turbulenze da prima guerra mondiale, ha deciso anche loro di venderlo. Come? Quando abbiamo in situazioni solamente difficili, no? E lì ho chiamato un signore, lì, per stringere il tempo, ecco, tra le prime e le seconde guerre mondiali, andò a cambiare proprietari 4 volte il Castiello, no? E dopo, dal 1946, quando
il proprietario si chiamava Aurelio come me, no? Ha deciso di vendere, ma non c'è tanto, come che usai dite, nessun disposto a chiudere insieme, perché dopo deve assorbirsi le spamese dei contadini, e dopo sono le bestie, le stalli, e via dicendo, le campagne, le vigne e così, no? E l'ho dividuto in 3 parti. Una parte era che ca, e dopo un'altra era che tal miec, e una parte era che là di là, insomma, no? Queste sono le storie di sintesi, no? Dalle tastiere di Dael che al partito di 6 secoli fa, da fin dal 1300, no? E fin praticamente a voi che siamo sentati, no? Ed è partito come d'ordine di avvistamento, sì, protezione che lo vistamento. Esatto. Centralmente il patriarca dopo oppure non è... Chi era il patriarcato era un potere religioso, no? Sì, naturalmente quando faceva in costruzione da Genova, io credo che anche le repubbliche di Venezia di gente si siede accordata con il patriarca, perché in che epoca là è succeduto che il patriarca di Grado, che era stato per 200 anni, no? Perché dopo l'invasione di Attila, stiamo parlando del 451 d.C., una parte della popolazione si è rifugiata sull'isola e una parte sulle scoline, no? Infatti avevamo un patriarca che si era spostato di Cormons a Cividad a Udine, no? E questo era il patriarca dell'entroterra, che invece era inciampato sulle isole di Grade e aveva il loro patriarca lagunar, no? Anche però che è stato per 200 anni, no? Fino al 1300, no? Quindi dal 400, quindi sono circa 1300 anni, 200 anni circa, no? Anche però Aquilè Grado è un po' decaduto e Vignesi qui Mattias, il commercio dell'Oriente eccetera hanno cominciato a crescere come tutti i preti di una volta, infatti a farsi dice che era meglio abbandonare queste basiliche e là la carrina di più a fare un'altra e quindi è state fatte le basiliche di Vignesi, di San Marco, no? E il patriarca si è trasferito di Grado a Vignesi, no? E queste sono le storie, insomma, sotto un certo aspetto, no? Quindi Vignesi, sotto l'aspetto di patriarcato, no? A Sares fie di Grado, no? E Grado, sotto l'aspetto sempre del patriarcato, al Sares fi di Aquilea, no? Quindi, in parole povere, no? Vignesi andava le nonne, che Sares Aquilea. Tanto stringente, perché sennò chi è andato a scrivere di libri così anche come insomma no, stanno scrivendo, non si finisce più, no? Sì. Però in realtà dite indisperabili alle come che avete capito le storie, c'era tanta luce insomma. E si sono appropriati anche dal Sant Nestri, che l'era sbarciata a Aquilea a suo tempo. E dopo loro Vignesi ha portato via San Marco, sì. Che era un San Nestri, ma comunque loro si sono appropriati. Nestri, è venuto per le leggende dice che sarebbe venuto da Alessandria d'Egitto, certo, Nestri certo. Fino a un certo punto, sì, no? Nestri tra non era Nestri, è venuto per eventualizzare il popolo di Aquilea, che era sotto il dominio dell'impero romano, no? E lì qualsiasi gente è stata fatte anche le ecclesiote dedicate a San Marco, al Saluteri di Belvedere, insomma, no? E tra l'altro, siccome io sono anche un fondatore del Cammino Celeste, che non sai se avete mai sentito, da Aquilea, che lo gestisce il Cammino Celeste fino al Monte Lussari, no? E le prossime primavere, quindi io faccio un invito, no? Monterai un monumento dedicato al Cammino Celeste legato a San Marco e da lui durerà come tutto all'inizio della laguna di Belvedere, no? E quando che si arriva sulle sinistre, no? Che finisce il comune di Aquilea comincia a di Grado tutte che vengono in bicicletta eccetera si fermi perché non vogliono di andare. Io andavo a Danza, a Barbane, a Castelmonte, sul Monte Lussari, a Campo Rosso, dei monumenti dedicati al Cammino Celeste, che anche a Barbane erano monumenti di 80 quintali a forma di barche con le effigie della Madonna. Sì, sono là, Duca, a fare le spelleris, che anche sul Monte Lussari. Ma dice giugno? No,
primavera le date non le ha in che modo ci due, perché il monumento è pronto, di fare il basamento, le soprintendenze hanno già dato il benestare, io l'ho donata al comune di Grado, no? E dopo però il lavoro deve farmi io, insomma. E quindi sarà fatto, magari io dico a Gigi e magari che giornate poi da resi svegli volentieri, insomma, no? Scuse. No, infatti si passerà a piedi dalla Basilica probabilmente, o forse due cammini, uno dalla Basilica di Aquileia e l'altro dalla Basilica di Grado per incontrarsi lì, ma con le autorità e tutto e faremo una bella cosa. Il monumento fasi sempre ai nostri amici alpini là di Castellons. Sì, no, io l'ho già fatto lui. Ah, lui, ma sì, Ligio. Sì. Ligio, però lui non può dare sì, no, perché ormai c'ho le vecchie, no? Poi si signor da niente. Lei Italiet come sì? Sì. C'ho. E quindi l'antendevant, no? Ecco, perché come entri in dentro, no? E tanti sono sei raccontate le storie e quando sei sentas, no? E nella sala nobile, no? Del castello, perché per ora le lunchiaste che ho trasformate tutte le chiamate eccetera Cabiodeis, no? In due appartamenti in pratica con due camere per ogni piano. Una delle due camere è familiare che stanno fino a 4 persone, quindi 4 più 2, 6 massimo, poi ci sono 2 bagni, una cucina e una sala relax. Guarda se sei sulla sala relax del primo piano, dopo io un'altra anche persone. Quindi che avviene a soggiornare in questo ambiente e alle magari sul primo piano e non puoi andare sul secondo, e che è sul secondo non puoi finire sul primo, non si conosce se no c'è confusione, insomma. E che io ne cucine attrezzate, si fa decorazione, ma se vuoi di farsi di mangiare o di cene, puoi farlo tranquillamente, insomma, no? Però lei constatata, consideri che questo qui come punto di base per dopo lato, no? Allora che stanno qui di una volta vanno a grado, una volta a Cividate, una volta a Bulisce, eccetera, no? Oppure alle di passaggio, stanno nei yacht, no? Magari arrivi da Ungheria e dopo vanno sia per Italia, vanno in Francia, eccetera, o viceversa, sono qui che vanno in Croazia, arrivano da Francia, vanno un ignoto e dopo ripartissi. Chi sta a salire, tra virgolette, il problemino, perché l'ideale è intrattenere un po', no? Ma non sono in zone turistiche, non sono come Grado, come Lignane, e quindi ma che in classe, le culture, magari dal territorio, la mangiare in vari ambienti, e quindi girare in che 3 o 4 giorni, perché le vacanze si fanno di più durante l'anno, ma più corti, no? 2, 3, 4 giorni, insomma, non di più. Quindi in queste sale si viveva le famiglie nobili, no? Dell'epoca. Il top più antica è proprio che tavole qui, che è di fine 700, che si slunghe di qua e di là, le stradresse invece persone dall'inizio del Novecento, dall'inizio del 1900, quindi sono più recenti, no? Che stue lì che avevo detto da lì, da Sciore, in ceramica, agli dal 1050, funzionante, ma non gestibile, perché bisogna portare sul tempo, eccetera. Dopo, se una fosse stata, i proprietari precedenti, che erano una coppia di Milano, lui le guarda, un anno fa, quando aveva 95 anni, loro quando venivano qui, quando facevano una settimana d'estate a Milano, no? O a venivano a Natale, ampliavano e le tenevano in ambiente, insomma, no? Ma tal caso di voi non è possibile gestire, quindi è diventato l'ornamento, insomma. Ma relativamente, perché sì, andava un suo valore, ma più storico che altri, insomma, no? Sì, anche quando studio così comunque costa. No, che signori di guerra, costi, no, costi, sì. Io quando andai a Chiot, dopo andai, metto tutto a posto d'interno. E ho dovuto rivestire tutto un controsoffitto, tutti impianti nuovi, là passando di stubo, giri, impianti elettrici, impianti idrici,
domotici eccetera, è tutto nuovo, no? Infatti io col cellulare poi piano tutte le slush, no? Poi viaggi le squarti anche dal bio, che basta avere il collegamento internet, no? Poi salciare le persiane di altre stanze, poi regolare, regolare il riscaldamento, no? E insomma si può fare, poi controllare se l'ospite dentro oppure no, se la via, insomma, no? Infatti spesso si vede alle partite, bon, allora la signora che spolisce sì, avendo ecco, senza disturbare, insomma, no? E chi sta si può fare con le domotiche buone, insomma, no? Hanno un costo, però in quel caso chi specifica è utilissimo.